Beh. Passi una bottiglietta d'acqua. Benvenuti tifosi del Calcio Caldiero Terme, siamo in diretta sulla pagina YouTube, sul profilo YouTube di Avelia, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook del Calcio Caldiero Terme. È la partita probabilmente più importante della storia del Caldiero Calcio, della famiglia Berti. Giusto cominciare con lo striscione che state vedendo: medici, infermieri, dipendenti sanitari, i veri campioni siete voi, grazie di tutto. Questo è il messaggio che nel giorno della riapertura dei cancelli, perché si respira aria di normalità con un 25% di capienza anche allo stadio Mario Berti, come è stato in tutta Italia, come è stato anche per l'esordio anche della nazionale italiana agli europei. 25% di capienza qui, ed era giusto però ricominciare con un messaggio importante dopo oltre 15 mesi di pandemia, che non è ancora stata del tutto sconfitta, ma speriamo davvero di poter presto dire che questa battaglia è stata vinta. I segnali che stanno arrivando portano al sereno, quindi questo bel messaggio, questo striscione doveroso e dovuto verso chi in prima linea ha combattuto per questi mesi. Siamo in diretta dallo stadio Mario Berti, benvenuti da Alessio Faccincani e anche da Sandro Benedetti, giornale L'Arena. Ciao Sandro. Ciao Alessio. Sandro, è la partita, come ho detto, più importante della storia probabilmente del Caldiero, oltre 80 anni di storia per arrivare poi ad un passo da un traguardo così prestigioso, perché il Caldiero, vincendo oggi, al di là di quello che accadrà sugli altri campi, si guadagnerebbe l'accesso ai playoff. Indubbiamente è un premio straordinario per una stagione bellissima. Comunque soffermerei ancora 20 secondi su questo meraviglioso messaggio che il presidente Filippo Berti ha voluto rivolgere, perché insomma il mondo del calcio non è un mondo a sé stante da quello che è la quotidianità, e quindi bello questo messaggio voluto fortemente dal presidente Filippo Berti per ricordare insomma chi davvero ha sacrificato giornate e ancora giornate per far sì che poi la gente possa essere qui con noi a vedere questa partita. Insomma, mi ero abituato a essere io, te e pochi altri qui allo stadio Mario Berti di Caldiero a vedere giocare questa squadra, ed è un tributo giusto, no? Un omaggio giusto anche a questi ragazzi che hanno fatto una stagione particolarmente importante. Dispiace che all'appuntamento forse decisivo per questa stagione, perché insomma regalerebbe il sogno di continuare questa avventura, no? Con questa appendice dei playoff, la squadra arrivi un po' con le ossa rotte, tante squalifiche, infortunio. Peccato, però insomma gli 11 che scenderanno in campo saranno sicuramente motivatissimi, e quindi sono certo che vedremo una bella gara, e come si dice in questi casi, davvero chi vinca più che mai il migliore. E allora arriviamo anche a quelle che sono le note dolenti di questa partita per il Caldiero, con 6 assenze e 6 assenze molto pesanti per questa partita. 6 assenze molto pesanti, con ovviamente tanti giocatori che sono reduci anche da quella che è stata la battaglia di San Martino di Lipari. Fuori ad esempio anche Daniele Proc, fuori Nzè, che sarà fuori anche per il prossimo turno, fuori Alberto Filiciotto, fuori anche nel poi pomeriggio di ieri, perché è accaduto tutto ieri pomeriggio, Marco Burato a centrocampo, un incidente di gioco, frattura dell'ulna, quindi braccio ingessato, ne avrà per un po' Marco Burato, quindi stagione finita poi il pomeriggio prima di quella che era la gara decisiva. È un Caldiero contato dal punto di vista degli effettivi, ma c'è un cuore davvero pulsante che arriva a questa partita, la voglia poi di giocarsi tutto in questi 90 minuti. Parliamo allora della formazione del Caldiero: Tebaldi in porta, Bernardinello, Rossi, Andreis e Baldani a comporre la linea difensiva a 4, con Cherubin, Viviani e Martone a centrocampo, Manarin con Peli e Zerbato. Abbastanza scontate le scelte di formazione a causa dei numerosi infortuni. Finisce in tribuna Lorenzo Aldegheri,
giovane, viene messo comunque un vecchio in porta, c'erano già tanti giovani a comporre la panchina, quindi viene mandato in tribuna Lorenzo Aldegheri proprio per le regole poi stringenti per quanto riguarda i giovani, ovviamente dei correttivi che poi Christian Soave ha dovuto fare vista l'emergenza, ma comunque è un Caldiero che con gli 11 che scenderanno in campo e con poi anche i cambi potrà giocarsela fino alla fine con il Montebelluna che dovrebbe giocare con il 4-4-2, c'è anche l'ipotesi del 4-3-3, poi vedremo ovviamente in corso d'opera. L'allenatore è Francesco Bordin, che è subentrato a Nico Pulsetti la scorsa giornata proprio per cercare con le unghie e con i denti la salvezza della squadra trevigiana, a cui basterebbe un punto invece in quest'ultima giornata per conquistarsi il pass salvezza anche per la prossima stagione. Questa è la formazione: Bonato in porta, in difesa Spagnol, Zucchini e Fabian e Martin, questa è la difesa con Franceschini ed Emina ai lati, Tomasi e Zago in mezzo con Fasan e Johnny invece coppia centrale. Un minuto di silenzio che rispettiamo anche noi e poi Marco Marchioni di Rieti con assistenti Simone Giuliano di Siena e Cristian Giannetti di Firenze. Siamo pronti per raccontarvi Caldiero Carlo Montebelluna, ultima giornata del campionato di Serie D. Come ribadito più volte, se il Caldiero vince va ai playoff del campionato nazionale delle calci per la prima volta della storia. Stiamo dando un'occhiata al Montebelluna, dovrebbe essere difesa 3 al di là di quelle che potevano essere le premesse della vigilia, perché vediamo poi il capitano del Caldiero Fabian poi andare a giocare con altri due braccetti e quindi dovrebbe essere difesa 3, già questa è una sorpresa. Davvero può masticare amaramente, perché conduceva 1-0 con l'uomo in più, nell'unica conclusione verso la porta subita prese gol da Fabian, ricordo ancora, e giocarono a 4. Qui invece si giocano con i tre centrali, è quasi un 3-5-2 se vogliamo, insomma, con poi fanno densità in mezzo, no? Mentre il Caldiero insomma era in quella che doveva essere la formazione della vigilia. Le scelte sono un po' obbligate, quindi non c'erano tante soluzioni tattiche a disposizione di mister Soave. Assolutamente, perché con 6 giocatori fuori nel momento poi dell'emergenza, con l'aggiunta come detto di Burato, poi nell'ultimo allenamento di rifinitura, molto sfortunato anche l'episodio dell'infortunio, ma tant'è che poi succede. L'allenamento era ad altissima intensità perché la voglia ovviamente è tanta prima di
di certi eventi e può naturalmente accadere. Intanto va a liberare il difensore del Montebelluna Zucchini con questo primo pallone, adesso sarà rimessa per il Caldiero. Gara iniziata da un paio di minuti, manca il pallone ma arriverà, insomma Sì, siamo fiduciosi. Permettimi di dire che sicuramente, permettimi di dire che una delle componenti importanti, uno dei fattori che potrebbero determinare questa gara è anche quello climatico, una giornata molto calda, molto afosa, forse una delle primissime, anzi la prima in assoluto in cui le squadre sono impegnate a giocare, quindi credo che sia un fattore da tenere in considerazione per questa gara. Assolutamente, adesso il Caldiero a manovrare con Zerbato subito dentro ed è il gol! Al primissimo assalto il Caldiero con il capitano Lorenzo Zerbato va a siglare la rete dell'1-0 ed ovviamente arriva l'abbraccio con chi sta fuori, in questo caso Alberto Filiciotto, perché è un gruppo coeso, unito, altrimenti certe imprese come quella di settimana scorsa mai sarebbero potute accadere. Al minuto 5 del primo tempo si sblocca il punteggio, il Caldiero è subito avanti e a questo punto non bisognerebbe nemmeno guardarli gli altri campi. In questo momento il Caldiero sarebbe ai playoff, è lunghissima, Caldiero 1, Montebelluna 0. Sì, un grandissimo gol di Zerbato, ancora una volta si è veramente girato in un fazzoletto, ha calciato in un fazzoletto. Qualche responsabilità anche della retroguardia del Montebelluna, perché insomma Zerbato lo si dovrebbe conoscere, un giocatore che ha nelle sue corde queste conclusioni, gli hanno un po' fatto fare quello che ha voluto, meglio così per il Caldiero chiaramente, diciamo che bravo Zerbato, meno brava la difesa del Montebelluna. Davvero molto bravo Capitan Zerbato, appuntamento che conta e dà risposte immediatamente il capitano del Caldiero. Qui con noi in tribuna lo diciamo anche uno che di gol in carriera ne ha fatti davvero tantissimi, Sergio Pellissier, che ha fatto più di 100 gol in Serie A, quindi insomma è uno che la storia l'ha fatta. La storia di una società come il Chievo, ed è veramente un giocatore, insomma, mi piace ricordare che lo vidi giocare giovanissimo nelle file della SPAL in una partita di Coppa Italia a Cremona, dove non è che io andai per diletto, perché era il lavoro che mi ci portò, la Coppa Italia, ricordo, una sera d'agosto, e questo ragazzo che veniva proprio, era di proprietà del Chievo, era in prestito alla SPAL, mi colpì, di lì a poco poi insomma ebbe una buona impressione e fu, diciamo, è stata la bandiera del Chievo indubbiamente. E poi il primo gol a Parma e poi fino alla fine poi della sua carriera bandiera del Chievo, con gli ultimissimi anche colpi d'ala, poi con Lazio ed Inter, perché anche nell'ultima stagione poi da professionista quei gol poi contro due autentiche corazzate che dicono molto della carriera di Sergio Pellissier. Intanto Zerbato a lanciarsi su questo pallone sul settore di destra, qui il pallone però esce male dal piede di Zerbato, la palla che si impenna e va fuori. Mi sembra che comunque Zerbato vada, per carità, siamo solo al ottavo minuto, settimo minuto, quindi siamo un po' agli inizi. Sicuramente la difesa del Montebelluna non ha approcciato al meglio questa gara. Zerbato è un giocatore che può far male quando gioca in uno contro uno in questo modo qui, è un rischio quello della difesa 3 per il Montebelluna. E poi aggiungiamo un'altra cosa su Zerbato, ho controllato adesso, ha raggiunto quota 15 gol. Sì. Poi l'anno scorso furono 14, si fermò ovviamente la stagione per la pandemia, ci teneva a superare i 14 dell'anno scorso. Detto, non so se ti ricordi, in fine di presentazione, e ce l'ha fatta. Sorridendo aveva detto, ma appunto 15, ha detto sorridendo ovviamente. E ci è arrivato. Ci è arrivato, promessa mantenuta, bravo Lorenzo. Altro campionato davvero da autentico protagonista e da trascinatore È un trascinatore del Caldiero. È un trascinatore anche domenica scorsa in quelli di San Martino di Lipari, partita di Lupari, chiedo scusa ovviamente, partita abbastanza anonima fino a quando andò sotto il Caldiero, e poi prese per mano la squadra letteralmente con delle giocate straordinarie. Bernardinello, pallone gestito con calma da dietro dal Caldiero, Jacopo Rossi che va a scambiare con il compagno di reparto Nicola Andreis. Al gentile pubblico ricordiamo le misure anti-Covid sempre presenti,
mascherine indossate e per cortesia rispettate il distanziamento interpersonale. Grazie. Giustamente si ritorna alla normalità, ma le regole poi bisogna ovviamente ribadirle, che era un intervallo doveroso anche questo. Intanto Cherubin verso Lorenzo Zerbato che cerca di anticipare Fabian, stavolta non passa però il pallone. Allora riparte il Montebelluna da dietro proprio con Fabian, uno di quelli che gioca in Serie D con il Montebelluna addirittura dalla stagione 2014-2015, quindi qualcosa di più anche di un capitano Fabian. Va al rilancio lungo, la formazione trevigiana viene subito interrotta la trama, Peli però non mantiene il pallone ma subisce fallo, pressione ai suoi danni. Federico Peli che si presenta a questa gara con il biglietto da visita del rigore di San Martino di Lupari, quello che ha permesso al Caldiero di rimanere davanti al Mestre. Minuto 51 del secondo tempo, squadra praticamente sui fianchi in inferiorità numerica. Federico Peli ha avuto l'ultimo guizzo, doppia inferiorità numerica, Alessio. L'ultimo guizzo. Giocò in 9 gli ultimi minuti il Caldiero contro la Luparense, riuscì addirittura a pervenire al vantaggio, fresco anche del nuovo accordo, no? Del prolungamento dell'accordo nella giornata di ieri, appunto importante sicuramente. Un ragazzo che soprattutto a partita in corso ha dimostrato di poterla spaccare la gara, una volta che quando entra nelle gare con le squadre un po' lunghe è veramente importante il suo apporto. Cherubin non è riuscito a mantenere in gioco il pallone, il cambio di gioco da parte di Jacopo Rossi non era affatto male. Nella giornata di ieri società del Caldiero che ha finalizzato poi nuovi accordi con Alberto Feliciotto fino al 2024, con Jacopo Rossi fino al 2023, Marco Burato sempre al 2023, quindi 2 stagioni ancora con la maglia del Caldiero e anche rinnovo annuale con Federico Peli. È una precisa scelta della società quella di dare fiducia ad un'ossatura che sta poi portando verso un obiettivo che ad inizio stagione nessuno avrebbe poi mai immaginato, Sandro. No, la forza veramente di questa squadra quest'anno è stato il gruppo, una forza identitaria quasi, mi verrebbe da dire, termine un po' di moda, no? Questa squadra che, lo ricordiamo, per scelte dovute anche dalla società, non ci sono tra virgolette giocatori che provengono da lontano, anzi sono giocatori che poi finito l'allenamento tornano nelle loro abitazioni, quindi è una squadra che ha veramente maturato un gruppo meraviglioso e quindi gli va dato atto. Tanto sì, Cherubin giusto, il fallo lo subisce, il giallo per il numero 21 se non vado errato. 6 Alessio. Zucchini, è stato Zucchini. Allora Zucchini ammonito e quindi ammonito il difensore centrale del Montebelluna dal signor Marchioni di Rieti. Il fallo ci stava tutto, è entrato con grande ritardo ai danni di Cherubin, mandato in campo probabilmente Cherubin proprio per quello che è stato l'infortunio di ieri Marco Burato, ma è un ragazzo anche Cherubin che nonostante magari nell'ultimo periodo non abbia avuto poi un impatto da protagonista, è sempre pronto quando trova il campo, quando trova il terreno di gioco. Importante anche quello, poi i gruppi li crei anche soprattutto secondo me con chi entra magari per qualche minuto ma che comunque il contributo lo dà. Sandro, intanto Peli dentro l'area di rigore prova a mettere il pallone dentro un filo dopo Cherubin, ne stavamo parlando. Sì, è andato ad attaccare il primo palo, magari probabilmente avesse attaccato il secondo avrebbe avuto gioco facile depositare in palla in rete. Hai perfettamente ragione, la partita infatti di domenica scorsa con la Luparense è stata una cartina tornasole evidente di quello che stai dicendo. 3 cambi fatti al quarto d'ora del secondo tempo con la squadra già in inferiorità numerica sotto di 2 gol, che hanno completamente cambiato il volto della gara, perché i 3 cambi sono stati sostanziosi, hanno dato una spinta e una vigoria inaspettate al Caldiero, che da lì di fatto ha ripreso la partita. Sì, è importantissimo il gruppo, chi ha giocato o meno, quando ha giocato è stato determinante e questo credo che sia assolutamente fondamentale. Nicolò Baldani subito a gestire il pallone, poi Viviani forse non si intende con Federico Peli, infatti la palla viene riconsegnata al Montebelluna, prova Fasan a mettere questo pallone dentro l'area di rigore ma è troppo lungo, non ci può arrivare il compagno, lascia scorrere
Tebaldi, che in questo campionato si ritrova a giocare la partita decisiva, ma è portiere che vi assicuriamo si è sempre allenato, un professionista esemplare, anche se stiamo parlando di Serie D, ed è prontissimo per questa partita. No, veramente, anzi, va sottolineato proprio quello che stai dicendo, un ragazzo che è partito per fare una stagione da titolare, si è trovato davanti il giovane bravo, e quindi un po' per i regolamenti, un po' perché Lorenzo Aldegheri è veramente un ottimo portiere, si è ritrovato purtroppo a fare suo malgrado panchina, eppure è sempre stato il primo a dare consigli, a incitare, veramente è una, come dire, è una forza invisibile di questo gruppo, ma è una grande forza. Luca Manarin, che invece di invisibile a poco, perché è stato visibile il contributo di Luca in questa stagione. Montebelluna che fa un filo di fatica per il momento a trovare spazi là davanti, Caldiero che arriva con frequenza anche sulle seconde palle. Per il momento la gestione è ottimale da parte degli uomini di Cristian Soave. Oggi vedete anche una maglia diversa per quanto riguarda il Caldiero. È, come dicono quelli bravi, Sandro, una preview di quello che vedremo un po' l'anno prossimo per quanto riguarda la divisa di gara del Caldiero. C'è organizzazione anche da questo punto di vista, dovrebbe essere questa, poi ovviamente quest'estate si deciderà, ma la terza maglia poi della prossima stagione sportiva. Mi piace molto, tra l'altro, devo dire, sgargiante, bei colori sociali, quindi direi che è un'ottima divisa di gioco. Scelta attraverso i social. La società quindi è molto attenta a queste cose, è una società che merita tante cose, perché tra l'altro tu sai bene come me che nel corso dell'estate ci saranno dei lavori a questa struttura già di per sé molto bella per la Serie D, verranno insomma migliorate le strutture, come gli spogliatoi, saranno degli spogliatoi davvero da professionisti, senza dimenticare insomma poi anche l'inserimento di qualche figura professionale all'interno della società, sempre più orientata proprio a dare sostanza, no? A dare corpo. Scherzando, forse una delle partite in cui il Caldiero ha dimostrato di avere quelle qualità per poter ambire a un risultato. Tanto riparte Manarin, occhio al limite dell'area, va Manarin, fuori di niente, stavolta la palla era anche sul piede buono. Manarin ha provato a mandare il pallone verso l'angolo, forse un po' troppo, alla fine angolato il tiro, la palla che si è persa di poco fuori. Verrebbe da dire che segnasse magari con una maggiore continuità, magari campionati in doppia cifra, non potrebbe giocare in queste categorie. È un giocatore veramente, è un lusso per la categoria, già senza segnare con continuità. Se dovesse cominciare a farlo non ci starebbe tanto in questa categoria sicuramente. Intanto Manarin a lottare con il numero 21 Tomasi, poi lo sgambettano da dietro, sgambettano Cherubin da dietro. È stato Johnny, il giocatore albanese del Montebelluna, che forse anche un po' stizzito da questo avvio di partita è andato a commettere fallo. È difficile ovviamente essere attaccante quando la tua squadra è abbastanza schiacciata, quando di palloni non te ne arrivano, quando devi forse lavorare più di sponda, ma devi lavorare lontano dalla porta. Intanto lancio lungo, Zerbato con il numero 25 Fabian, alla meglio quest'ultimo. Riparte allora il Montebelluna con questo lancio lungo, Rossi che manda il pallone verso Tebaldi, che salva anche la palla e quindi non viene concesso nemmeno il calcio d'angolo e si può riprendere con calma. Nicola Andreis in campo in questa partita, difesa come detto davvero contata, fuori due dei grandi protagonisti di questa stagione, con Nzè fuori 2 turni, dovrebbe saltare anche l'eventuale primo turno playoff, fuori anche Baschirotto. Intanto occhio, palla dentro per Zerbato, interviene Bonato, però l'idea di Bernardinello era efficace, era giusta. Viviani, pardon. Che ovviamente non poteva che dare palla a Zerbato, perché veramente i due si cercano non soltanto in campo, ma praticamente sono all'unisono anche nelle quotidianità, nella vita di tutti i giorni. Attenzione con Fasan, un tunnel, poi va a commettere fallo su il nostro 4 Martone, molto bravo Martone. Sì, molto bravo Martone, e forse il 10 del Montebelluna è il giocatore a mio modo di vedere anche più pericoloso. Lo era già nella gara d'andata, un giocatore che ha estro, ha fantasia, ha colpi,
bisogna stare attenti perché quando è vicino all'area è un giocatore molto pericoloso. Qui se n'è dato in bello stile su Rossi con un bel tunnel, e poi è stato bravo Martone, anche un po', come dire, furbo tra virgolette, a mettersi tra palle il giocatore e quindi al primo contatto cadere sul pallone e farsi fischiare il fallo. In questo momento diamo anche una lettura alla classifica, perché oggi pomeriggio è giusto anche guardare quello che accade sugli altri campi. Cagliero quinta, quota 61, il Montebelluna sarebbe salvo comunque direttamente perché la Virtus Bolzano sta ancora pareggiando 0-0 con l'Union Sedico, ma sono davvero poi risultati in questo momento parziali, non possiamo sapere quello che accadrà nei prossimi minuti. Importante che il Caldiero abbia il destino nelle proprie mani, con questa vittoria arriverebbero quei 3 punti che garantirebbero l'accesso ai playoff. Anche perché poi i finali regalano emozioni, e il Caldiero si è dato questa possibilità al 51esimo minuto della ripresa in quel di San Martino di Lupari, mentre il Montebelluna al 47esimo della ripresa è riuscito attenzione a Manarin intanto che scappa via, è tutto buono, può andare Manarin contro Zucchini, Manarin che si allarga, va a calciare, ancora strozzato il tiro di Manarin, ritorniamo lì probabilmente con qualche gol in più. Luca Manarin farebbe il salto di qualità, farebbe un grande salto di qualità perché sicuramente già è un giocatore importantissimo, ti ripeto, per la categoria, senza segnare gol a raffica. Se dovesse cominciare anche ad andare in doppia cifra sarebbe veramente un giocatore che in questa categoria non dovrebbe giocare. E ti dicevo comunque come attenzione a Gioni, ma arriva Tebaldi, va a commettere fallo. Gioni tocca Tebaldi, sì, quando il pallone era già nella disponibilità di Tebaldi, che però credo non abbia nulla di che. Non c'era neanche tanta cattiveria, lui ha cercato di andare sulla palla, purtroppo era in ritardo. Importante chiedere scusa, insomma non ho visto intenzioni di fare del male in questo intervento. Ti dicevo il Montebelluna, no, che si è dato questa possibilità realizzando il gol con l'Adriese al 47esimo del secondo tempo su calcio di rigore, quindi anche il Montebelluna, insomma, i finali sono molto concitati. Sono gare queste che ormai non ci sono più partite facili, scontate, e non sono più partite. Poi l'azione trevigiana, poi Fasani in possesso di palla, deve aspettare l'arrivo da dietro del numero 20 del Montebelluna, la palla che rimane lì, ma c'è il fuorigioco. C'è il fuorigioco del numero 21 Tomasi. Sì, però qui la difesa è rimasta un po' troppo passiva, un po' troppo dietro, doveva alzarsi, non so chi fosse, se Viviani, Cherubin, Martone, sul portatore di palla, perché è andato il tiro troppo indisturbato. Bisogna stare un po', ripeto, sono dettagli importanti. Per fortuna è arrivata la segnalazione dell'assistente, però è un'azione che ridà fiducia in qualche modo al Montebelluna, che invece era già un po' in difficoltà, quindi bisogna evitare qui l'errore. A mio modo di vedere, Bernardinello non deve mai cadere, cioè non deve andare, se vai in scivolone la palla devi prenderla, invece è andato in scivolone senza prendere la palla, lasciando la possibilità al numero 17 del Franceschini di andare in contropiede. Bisogna porre un po' più di attenzione a questi dettagli, sono basta quelli poco che fanno la differenza. Per far cambiare le partite. Sì. È bastato l'episodio che potrebbe dare un po' più forza adesso al Montebelluna, che vedeva un po' scoraggiato. C'è sempre Fasan, Sandro, che poi guida le azioni. Intanto il numero 21 Tomasi va a sbattere su Cherubin, e allora ci sarà calcio d'angolo per il Montebelluna con il numero 17 Franceschini pronto ad incaricarsi di questa battuta. Siamo al 25esimo minuto del primo tempo, calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra per Franceschini, che adesso metterà questo pallone dentro quando siamo al 25esimo minuto. Montebelluna che prova forse per la prima volta nella partita ad alzare un po' il baricentro, palla fuori ancora per Franceschini, mette il cross, Franceschini dentro l'area, Gioni contro un paio di difensori, l'arbitro fischia. Corretto, mio modo di vedere, da qui avrei fischiato anch'io francamente a favore della difesa del Cagliari, perché mi sembrava il difensore fosse in vantaggio sul giocatore del Montebelluna. Ha sgomitato un po' Gioni per prendere posizione, in quel caso lì, come dato a colpire l'avversario, come spesso avviene, no? Tra due che tensore, nel senso che ha più protezione, no? E quindi credo che sia corretta il fischio arbitrale. Poi dopo non ho visto peraltro nella fattispecie se visto che hanno protestato sulla segnalazione dell'assistente, da qui era difficile francamente vedere se fosse o meno offside. Faccio notare, Sandro, che da qualche minuto sono state portate alcune bottigliette poi
ai lati del campo, i giocatori vanno ad abbeverarsi praticamente ad ogni interruzione. Oggi fa caldo, fa molto caldo oggi. Il caldo è un elemento di questa partita. Bernardinello sulla destra per Cherubin, che è correttamente segnalato in fuorigioco. È andato poi, purtroppo Bernardinello l'ha visto dopo lo scatto del proprio compagno, l'ha servito ormai quando era al di là dei difensori. Assolutamente anche in questo caso giusta la segnalazione dell'assistente, almeno, ripeto, da dove siamo noi poi non è sempre facile vedere perché bisogna essere in linea, no? Quindi spesso e volentieri tendo a non criticare mai le decisioni degli assistenti perché non l'ha deviata. Stato mai deviato. Visto il Montebelluna che non si era mai di fatto affacciato dalle parti di Tebaldi sino all'occasione appunto con la ripartenza di Franceschini con il gol annullato, adesso ha preso un po' di fiducia, ha preso un po' di campo e passata un po' la buriana, 25 minuti in cui hanno subito gol, potevano subire anche il raddoppio, sta adesso riorganizzandosi e diventa una partita decisamente più equilibrata. Ci sarà un calcio d'angolo per il Montebelluna, va Franceschini direttamente verso Tebaldi, con calma però il nostro Marco Tebaldi, e giustamente sottolineavi della crescita in questi minuti del Montebelluna, che dalla metà del Virtus Bolzano per poi decretare l'ultimo posto per la prossima eccellenza, però vedremo ovviamente come andrà il pomeriggio. Intanto Federico Peli largo sulla sinistra, pallone tagliato, Fabian fuori, Andreis con grande personalità arriva per primo sul pallone, adesso Martone a gestire verso sinistra per Baldani, Federico Peli è lì vicino, viene servito, cerca dentro Zerbato, bella palla per Peli che in area di rigore, va Peli e qui ha sbagliato Federico Peli, c'era il fuorigioco però in precedenza segnalato dall'assistente. Dici, adesso non mi è parso. Ho visto una bandierina alzata con la coda dell'occhio mentre calciava Peli. Dava il rinvio. Vediamo se batterà rinvio. No, l'ho vista prima con la coda dell'occhio mentre calciava Peli, però ovviamente abbiamo tante cose da seguire. Anche qui è abbastanza facile l'1-2, ecco. Diciamo che Montebelluna mi sembra molto perforabile quando viene così, quando si gioca questa palla a terra negli 1-2 nello stretto, lascia troppo le maglie aperte della difesa, quindi hanno buon gioco gli attaccanti del Caldiero, i quali qua hanno difettato solo di precisione. Però attenzione, squadra viva davanti. In area di rigore il Montebelluna con Fasan, palla che si impenna, Tebaldi, occhio a Fasan che tra le linee qualche problemino. Ricordavo molto bene, ha giocato tante volte con la maglia dell'Hellas, insomma, quindi non sempre. Evidentemente, esatto, fidarsi dei giocatori, dei nomi importanti non è sintomo di sicurezza per centrare dei traguardi che Pulsetti era partito anche bene come giocatore anche tra l'altro nella sua avventura, poi un po' di difficoltà nell'ultimo periodo, culminate con l'esonero di un paio di settimane fa. È passato dal campo alla panchina, no? Perché lui giocava nel Montebelluna, faceva un po' la chioccia, diciamo, a tanti giovani di questa formazione, poi è passato a fare l'allenatore, è un'avventura che è finita un paio di settimane fa e che comunque continuerà, perché Nico Pulsetti è un appassionato poi di questo nuovo incarico, lo conosciamo personalmente, quindi si rimetterà ancora sul mercato alla ricerca di una nuova opportunità, Nico Pulsetti. Intanto Luca Viviani per Luca Manarin, Jacopo Rossi, ancora Viviani, palla a terra per il Caldiero, poi tra le linee si inserisce Manarin che manda a spasso il numero 6 Zucchini, va in velocità Manarin, è bastato uno scatto e guarda cosa ha combinato Manarin, va Peli! Spazio. Gol del Caldiero, 2-0 e i playoff sono sempre più vicini, Caldiero 2, Montebelluna 0. Troppo facile avrebbe da dire, quando lasci tutto questo spazio a Manarin, onestamente rispetto ovviamente il tecnico del Montebelluna che non conosco, ma io credo che qualcuno sarà andato a vedere il Caldiero giocare, gli avranno detto guarda che c'hanno questo qui che tra le linee ti fa male quando gioca a palla a terra, qui ha fatto quello che ha voluto, gioco fin troppo facile per Peli, insomma, stoppare e piazzarla all'angolino. Peli da centroporta non sbaglia, no, poi, insomma, Federico Peli che brinda così al rinnovo annuale. Federico Peli sigla questo gol che vale tantissimo al minuto 33 del primo tempo. Caldiero 2, Montebelluna 0 e come detto i playoff sono sempre più vicini, sono davvero ad un passo e sarebbe qualcosa di incredibile, di importante per questa società al secondo anno in categoria, primo anno interrotto secondo me sul più bello, quando la squadra
aveva anche trovato un'identità indubbiamente l'anno scorso, quest'anno l'identità è proseguita e forse porterà addirittura ai playoff. Intanto Andres da terra, bravo, lottano quelli del Caldiero, perché non bisogna ovviamente rallentarti, oggi però è particolarmente ispirato, forse non è nemmeno ingabbiato come detto, come altre squadre hanno fatto, invece gestire bene le situazioni di gioco. Bernardinello per Luca Viviani, attenzione dentro per Lorenzo Zerbato, è buono Zerbato, ma non c'è nessuno dentro l'area, nessuno aveva seguito il taglio di Lorenzo Zerbato, forse erano convinti che fosse in fuorigioco secondo me Lorenzo Zerbato, e quindi si sono risparmiati la corsa, ma poi alla fine era regolare il posizionamento. È una partita un po' strana, nel senso che due squadre, soprattutto il Montebelluna, rischia moltissimo in fase difensiva, giocando con questa difesa 3, tra l'altro con 3 giocatori anche non rapidissimi, mi viene da dire, quindi si fa sorprendere anche dietro la linea. Però nel contempo la rapidità ce l'ha in fase offensiva e quindi questo crea qualche problema a Caldiero. Relatore o eventualmente aria condizionata. Ci sarà una rimessa per il Caldiero, Nicolò Baldani se ne incaricherà a lui, un ragazzo che a Caldiero è cresciuto anche negli anni, presente fin dal campionato d'eccellenza e lo sarà anche l'anno prossimo. Nicolò Baldani, l'ultimo anno da giovane per Baldani, classe 2000, tanto l'arbitro che ferma il gioco per permettere più che altro alle due squadre di dissetarsi, perché si sono un po' avvicinati alle panchine, poi oggi tante bottigliette d'acqua vedo sul terreno di gioco. Adesso però riprenderà il gioco con il signor Marchioni di Rieti. Scodella il pallone, la palla che dovrebbe essere del Montebelluna, invece del Caldiero. Di Rieti, Scodella il pallone, la palla che dovrebbe essere del Montebelluna, invece del Caldiero. Non era Zerbato, l'aveva controllata. È stato Baldani nel liberarsi del pallone, ha colpito involontariamente un avversario e pronto, insomma, è stato l'intervento dei sanitari, probabilmente un colpo al volto, ma nulla di grave per fortuna. Anche perché insomma veniamo da una giornata difficile da questo punto di vista. Sì, assolutamente, quindi meglio un po' di precauzioni in più. Sì. Rossi per Bernardinello, si va dentro verso che sarà rimessa per il Caldiero. Per un attimo si era aperta la luce per un buon traversone, perché Rubin secondo me sta ancora ripensando alla rovesciata che gli hanno annullato, chissà quando mai gli ricapiterà. Tanto un po' di difficoltà nel rimandare in campo il pallone, la recinzione è anche parecchio alta però per i bambini, sì. Quindi a loro discapito bisogna anche dire questo. Intanto Viviani sulla fascia prova a mettere a sedere un avversario, arriva questo tentativo verso il limite dell'area, ma non si è capito con Luca Manarin. Palla bassa, invece Viviani l'ha alzata. Ancora il Montebelluna che adesso ci crede con il numero 20 Spagnol, allarga sulla fascia per Franceschini, di nuovo da Fasan che catalizza però tutto il gioco del Montebelluna. Occhio a Fasan che cerca di superare Andreis, va il cross dentro, ci mette il piede, era già uscita Tebaldi, ma era uscito il pallone. Ed occhio a Fasan perché si sa incuneare nel modo giusto nell'area degli uomini di Mister Soave. E allora occhio a Fasan, siamo ormai alla fine di questo primo tempo, se non vado errato siamo al 45esimo. Vediamo se ci sono state delle novità anche sugli altri campi, con in questo momento il pareggio che regge tra Virtus Bolzano ed Union Sedico, e questo farebbe felice il Montebelluna al di là della sconfitta contro il Caldiero. La novità probabilmente l'Ambrosiana che sta vincendo 2-0 con l'Arzignano Valchiampo. Questa è la sorpresa di questo primo tempo per il momento, di questa stanno giornata. Ricaricando le Pillars del Valchiampo in questo momento sarebbe appunto Arzignano Caldiero, mercoledì 16 giugno sarebbe primo turno playoff, Arzignano Caldiero. Magari anche c'è la possibilità per l'Arzignano evidentemente di schierare qualche seconda linea, di far rifiatare un po' qualche giocatore di spicco. È la squadra che ha avuto una seconda parte di stagione migliore di tutte, quindi insomma chiaramente
può essere che Viviani, arrivi occhio dentro per palla. Bernardinello, ma c'è il fuorigioco di Bernardinello che poi era anche stato atterrato, Sì. però ha fermato tutto il primo assistente Giuliano. Sì, lo scavetto di Luca era molto bello, Bernardinello ha attaccato la profondità, in questo caso è stato bravo il centrale probabilmente a fare un passo avanti e a mettere in fuorigioco il laterale del Cagliero. Adesso dovrebbe a breve essere anche indicato l'eventuale recupero. Vediamo Silvano Bendinelli, vice storico di Cristian Soave, pronto con la lavagnetta. Manca solo l'indicazione dell'arbitro. Silvano Bendinelli che per oggi non si avvicina alla linea laterale, rimane all'ombra. Lo vedo abbastanza guardingo Sintomatico questo, vuoi dire? da questo punto di vista. Intanto il numero 17 Franceschini verso Fasan. Occhio al traversone di Fasan con i pugni Tebaldi. L'arbitro non c'è nulla. Allora si va avanti Nulla, e si infatti, gioca. capisco cosa possa esserci. È Martin l'uscita del portiere. Tebaldi è stato... arrivato prima di tutti. Sì, no, Poi dopo si è il contatto agganciato c'è, ovviamente, ovviamente, ma è normale, un insomma. giocatore del Montebelluna. È un contatto di gioco, insomma, il portiere quando esce può essere che tocchi qualche compagno e anche qualche avversario. Sinceramente il mio cronometro dice 46, però va bene così. Un minuto di recupero. Uno ancora da giocare allo stadio Mario Berti per quanto riguarda il primo tempo. Punteggio, come detto, di 2-1 per la squadra del patron Filippo Berti. Attenzione al tentativo da fuori del Montebelluna, abbastanza però telefonato in questo caso, e questi tiri fanno gioco anche al Cagliero. È stato Demin, ci ha provato Demin in una soluzione offensiva. Difensore Demin si è lasciato un po' ingolosire, però la palla è terminata abbondantemente fuori. Ultimi secondi di questo primo tempo con Rossi che deve gestirli nel migliore dei modi. Giusto anche far girare il pallone. Adesso però deve rilanciare Rossi, lungo, Zerbato che aggancia, prova a far passare il pallone proprio ai danni di Demin, ma dietro c'è Zucchini ed eccolo qui. Il duplice fischio. Il primo tempo tra Cagliero e Montebelluna termina con il punteggio di 2-1. Come detto, questo 2-1 equivarrebbe all'ingresso dei playoff, ma c'è ancora un tempo da giocare. Esattamente, è stato da blindare, ma ci sono ancora 45 minuti pieni di pathos e di passione, quindi dobbiamo viverli fino in fondo. E quindi 2-1 tra Cagliero e Montebelluna. Ci fermiamo anche noi, Sandro, fascia, super spot, e poi si riprenderà nel secondo tempo. Tra poco.
Facilissimo, scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi importanti, i momenti qualsiasi. Quel di più che dà valore alla tua spesa, che ti consente di farla vicino a casa, con il giusto risparmio e con prodotti di qualità. Di più, la tua spesa vale di più. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di internet è sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezzenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Il professore!
Riprendiamo dallo stadio Mario Berti. Alessio Facincani, siamo pronti per raccontarvi questo secondo tempo. Ripartiamo dal 2-1 con cui il Cagliero ha chiuso in vantaggio la prima frazione e vediamo subito delle novità, perché esce De Min, esce un difensore, entra Abdul Barra che vediamo vicino a Johnny e soprattutto sarà difesa 4. Questo è il cambiamento secondo me principale. Sì, hai visto con bene il adesso. numero 20 Spagnol poi più basso, con Fabiani e Zucchini invece che rimangono centrali. Dall'altra parte si abbassa Martin, diventa un 4-2 immaginiamo, o comunque qualcosa di molto simile, con Abdul Barra che magari appena entrato si fa notare per questo piccolo gomito. Secondo me l'arbitro avrebbe potuto anche lasciare un po' Sono quei gialli che soprassedere, però invece il giallo gliel'ha affibbiato subito. Sì, lui ha allargato sicuramente l'alettone, come dicono quelli bravi, no? Nel tentativo di difendere palla, ha dato un cazzotto involontario a Cherubin, ma non c'era assolutamente nessun non ha visto il giocatore, quindi non c'era proprio volontarietà. Il giallo, ripeto, mi sembra, poi magari è un giocatore magari di fisico e quindi è un giallo che può pesare. Si ammonisce con troppa facilità e magari si lascia correre quando quel cartellino servirebbe in altre occasioni. Vabbè, comunque l'arbitro era attaccatissimo, comunque era a 1 metro dal contatto. Hai visto bene comunque Alessio, ha rimesso mano completamente dal punto di vista tattico la propria squadra, il tecnico Bordin, perché sono passati a 4 dietro, non potevano reggere con i 3 con troppa facilità. Un intervallo comunque abbastanza anche teso in casa Montebelluna, perché la classifica in questo momento dice che ci sono 3 squadre a pari punti a quota 38, perché ha segnato la Virtus Bolzano. Intanto occhio perché Vartone toccato con la mano, però si è accomodato il pallone prima di calciare. Dicevo, 3 squadre a quota 38 punti e quindi Montebelluna che in questo momento sarebbe addirittura al play out, all'unico play out. Sarebbe, credo Alessio, se sono 3 squadre 38 punti sarebbe salvo in base alla classifica Vediamo Vulsa, adesso, se non vediamo ricordo subito. male Alessio, in base alla classifica Vulsa Montebelluna sarebbe salvo e spareggerebbero Feltre, che mi sembra stia perdendo contro il Campo d'Arsego, e Virtus Bolzano. Hai ragione, Montebelluna salvo e Feltre Bolzano vanno allo spareggio salvezza, anche se la situazione è delicatissima, sì, però perché c'è un tempo da il giocare. Feltre ovviamente in questo momento sta perdendo a Campo d'Arsego che non deve più chiedere nulla al campionato, e quindi davvero sarà anche un po' ancora tutto da decifrare secondo me in questi 45 minuti. Invece, diciamo, se vogliamo proprio mettere il coltello nella piaga, il destino del Caldiero è nelle mani più che mai del Caldiero, perché la squadra che poteva in qualche modo impensierire il Caldiero per la qualificazione playoff è il Mestre sta maramaldeggiando ad Adria, vincendo 3-0 se non sbaglio alla fine del primo tempo, quindi contro l'Adriese decisamente in tono dimesso, e quindi bisogna vincere, non c'è niente da fare. Il Caldiero Quindi deve vincere, Caldiero è protagonista assoluto del proprio destino e lo gestisce sino alla fine. e forse anche meglio così. Sì, io mi ricordo anche 2 settimane fa le dichiarazioni di Mister Soave, forse giocare contro squadre che hanno un obiettivo da un certo punto di vista ti mantiene sempre lucido, sempre poi sul pezzo, e non è un male per la mia squadra. Ovviamente così Soave un paio di settimane fa. Intanto Bonato dietro la difesa del Montebelluna, occhio a Zucchini, finisce per terra Cherubin, Manarin prima di Abdul Barra, allora Manarin sulla corsia di destra prima del numero 7, entra in area Manarin, palla dentro ma riceve Zucchini, invece Manarin che non ha dosato bene probabilmente il cross, poi il Cagliero che qui recupera il pallone, c'è qualche protesta da parte di Franceschini. Tanto Cagliero che attacca sempre con Manarin, occhio in area di rigore, arriva il tiro di Manarin, bravo Bonato, e anche la l'ottima parata bravo Bonato. di Bonato. Rimango dell'idea che Manarin si merita il gol oggi per quello che sta facendo, e speriamo davvero possa esultare Luca Manarin in questo pomeriggio. Intanto Luca Viviani che si avvicina alla bandierina, è comunque importante rimanere nella metacampo del Montebelluna. Tanto secondo tempo che è iniziato con qualche minuto di ritardo, vedendo un po' l'orologio, ma d'altronde il caldo oggi si fa sentire è un tanto, elemento di un certo tipo. Tanto Viviani sul punto di battuta, l'arbitro che chiama a sé
Credo siano Zucchini e Zerbato, sì, che lì in mezzo manacciavano un po'. magari si allacciano un po', due giocatori esperti, quindi certe situazioni a cui sono abituati. Allora l'arbitro richiama Zucchini e Zerbato e si va con il calcio d'angolo. Viviani sul punto di battuta, va Luca Viviani, però c'è anche la testa di Gioni, poi però Viviani che arriva prima di Gioni, allora palla ancora del Caldiero, poi alla fine Gioni riesce a servire verso Fasan che va di corsa, occhio a Fasan, Cherubin si mette davanti, che bravo in questo caso Cherubin, poi Fasan arriva sul pallone, ma Cherubin ha fatto il suo compito fino alla fine, davvero molto, sì, è stato un molto colpo, bravo, ha ricevuto anche un colpo. Cadendo, credo, cadendo. E quindi arrivano i sanitari sul terreno di gioco. Forse un colpo al volto, mi sembra, credo. È il 6° minuto del secondo tempo. Colpo al volto. Sì, ma involontario, perché che Fasan rimane lì, insomma, ad accertarsi di non aver fatto male, troppo male all'avversario. Ha smanacciato nel tentativo di recuperare posizione. Purtroppo il calcio è uno sport di contatto, questi sono contatti fortuiti e diciamo che Cherubin ha avuto la peggio, ma mi sembra insomma che sia tornato tranquillamente in sé. Può essere anche una sciocchezza, magari un dito nell'occhio e fa male quindi è chiaro che insomma sul momento fa male, poi insomma passa tutto, dai. Mi sembra che Cherubin non abbia nulla di che e quindi può riprendere il proprio posto. Fasan è veramente pericoloso, comunque è l'unico che riesce ad alzare i ritmi di questa gara per quanto riguarda il Montebelluna. 7° minuto di gioco di questo secondo tempo, 4-0 intanto del Mestre, che ad Adria ha chiuso definitivamente la pratica, quindi gli occhi sono solamente sul nostro campo, qui al Mario Berti. Fabian che prova ad allargare verso il numero 20 Spagnol, poi dietro da Tomasi da Zucchini. Ed è partita vera questa, perché adesso anche il Caldiero è un po' più guardingo, non vuole concedere spazi. Ovviamente la posta in gioco per entrambe è altissima, sia per il Montebelluna che per il Caldiero. Occhio a Gioni in area di rigore, però non c'è nessuno ad aiutare l'ariete albanese del Montebelluna. Che comunque ha fatto la sua buona figura fino a questo momento, è un giocatore comunque bravo nel difendere la palla, protagonista dell'azione del gol anche con iniziativa personale importante, quindi è un giocatore da temere, insomma. Tanto il lancio lungo verso di nuovo Gioni, se non vado errato. Sempre lui, sì, sempre lui. È stato Bernardinello questa volta che l'ho anticipato. Tibaldi, Montebelluna che in panchina un certo Antonio Lukanovic, classe 98, che 2016-2017, quindi nemmeno tantissimo tempo fa, ha giocato 19 gare con il Novara in B. Intanto Gioni verso Fasan, brutta palla persa dal Caldiero, va Fasan che ci grazia probabilmente. E l'ha toccata Andreis. Palla alta deviata, però calcio d'angolo. Partito un po' con, mi sembra un po', verrebbe da dire, come dicono nel tennis, col braccino il Caldiero, no? Gioca un po' troppo ritmi compassati, ha quasi paura, no? Invece dovrebbe cercare di resettare tutto, non pensare al risultato, giocare sempre una partita offensiva, perché può far male quando attacca. A gestire non è in grado il Caldiero, mi pare di capire. Franceschini, tanto Abdul tocca il pallone, c'è Federico Peli fuori dall'area, prova ad andare di corsa Federico Peli che forse passa, è un trattore Federico Peli quando fa queste cose. Peli per Zerbato, veramente. Ancora da Luca Viviani cerca Federico Peli che di fiato ne ha ancora Peli a gestire questo pallone sul settore di sinistra. Federico Peli prova il tacco, deve fare un po' lezioso certe volte deve Federico fare, ma lui è così, fa sempre giocate difficili, spesso gli riescono, devo dirti, però spesso cerca le giocate un po' difficili. Fabio Martone per Nicolò Baldani, siamo al 10° minuto di questo secondo tempo. Manarin, occhio a Manarin contro Fabian, deve lottare Luca Manarin contro la fisicità di Fabian. A livello di tecnica non c'è partita, ma ovviamente il fisico di Fabian
è difficile da superare. Fabian con le cattive manda per terra Manarin, ma c'è Baldani e si lotta lì vicino alla zona dell'out ed è rimessa per il Caldiero. Federico Peli, lato sinistro, va il cross verso il secondo palo, ma c'è Zucchini prima di Zerbato, allora libera il Montebelluna. Molto bello il cross, però Zucchini aveva capito la traiettoria. Adesso Abdul, pallone che ritorna all'indietro, Rossi forse si fa ingolosire e spinge Abdul. Allora calcio di punizione per il Montebelluna. È partita molto diversa dal primo tempo. Adesso il peso di ogni pallone è decuplicato praticamente. Assolutamente, poi si sono messi meglio adesso. Il Montebelluna onestamente ci ha messo un tempo per capire come giocare, però adesso credo che sia una squadra che abbia una logica nell'occupare gli spazi in campo. Ripeto, il Caldiero non deve pensare di gestirla, perché fai fatica a gestire una partita del genere, quindi deve continuare a giocare il calcio che conosce. Tebaldi fa buona guardia. Stavo osservando, Sandro, anche il Caldiero che praticamente in fase di non possesso è a 5, perché anche Peli e Manarin si allargano sui lati per non concedere spazi. C'è un cambio per il Caldiero, dovrebbe entrare Zanazzi. Immagino un cambio con Martone anche per la regola dei giovani. Dovrebbe essere il primo cambio di questo secondo tempo, quando siamo al con Viviani minuto che 11. Il centrale forse, ma adesso staremo a vedere, però la regola ovviamente dei giovani impone, secondo me, questo cambio. Tanto Viviani che chiama il pallone. Viviani prova nello spazio, un po' troppo potente questo passaggio, allora Cherubini non può arrivare, ma la palla spiove nella zona di Zerbato, che lotta con Spagnol. Sarà rimessa cambio. per il Montebelluna. C'è il cambio per il Caldiero. Cambio delle file del Caldiero, esce con il numero 4 Martone, entra con il numero 17 Zanazzi. Tanto mi arriva Sandro, e ringrazio per l'aggiornamento. L'Union Feltre ha pareggiato a Campodarsego, Feltre 39, Montebelluna e Virtus Bolzano a 38. In questo momento farebbero lo spareggio. Ci sarebbe lo spareggio tra Montebelluna e Virtus Bolzano. Siamo al minuto 13 di questo secondo tempo e qui cambiano le cose per il Feltre, che immaginiamo sia ovviamente in contatto con la situazione, con quanto sta accadendo. In questo momento, come detto, spareggio per rimanere in Serie D tra il Montebelluna e la Virtus Bolzano. Caldiero che però ha bisogno di questi 3 punti per centrare l'ingresso ai playoff. Nicolò Baldani, lato sinistro. Adesso anche i giocatori sul terreno di gioco ci pensano un po' prima di ogni gesto tecnico. Intanto Cherubin che si libera dell'avversario, va dentro verso Zerbato ad inseguire il pallone, si va dentro da Viviani che però arriva con il passo sbagliato secondo me per colpire questa palla. Ha visto arrivare anche l'avversario, non è andato con convinzione, è andato per colpire, non per colpire bene, diciamo, e quindi si è tutelato da un eventuale intervento dell'avversario, ha calciato col passo lungo purtroppo, quindi peccato. Bravo Cherubin comunque sull'out di sinistra a mettere quella palla sul secondo palo. Ritmi molto lenti chiaramente, ma il complice il gran caldo e anche complice una partita che è diventata drammatica in qualche modo, sicuramente per il Montebelluna che si gioca addirittura la permanenza nella categoria, ma molto molto importante per il Caldiero. Fasan verso il numero 21 Tomasi, scivola un giocatore del Montebelluna che però ha riflesso per mandare il pallone in rimessa laterale. Martin proprio Martin, il giocatore che ha riaperto i giochi nel finale di primo tempo. Anche quel gol pesa però nella testa e anche nelle gambe del Caldiero, con una partita che era sostanzialmente sotto controllo. Quel gol ha cambiato anche le dinamiche di questa partita. Intanto Zerbato a lottare con Zucchini. Stiamo arrivando al quarto d'ora del secondo tempo, manca ancora una vita alla fine di Caldiero Montebelluna, e come detto un pomeriggio che ci sta riservando tantissime emozioni sia in alto che in basso, con
per quanto riguarda la lotta playoff, l'unico campo ormai rimasto da osservare è quello proprio di Caldiero, tra Caldiero e Montebelluna, mentre in basso la tonnara è un po' più fitta perché ci sono 3 squadre davvero nello spazio di un amen. In questo momento, come detto, spareggio play-out tra Montebelluna e Virtus Bolzano. Ci sarà un rinvio dal fondo per Tebaldi. Penso che sono notizie che anche i calciatori in qualche modo percepiscono dalle panchine, dai volti, no? Di chi è seduto in panchina, che sarà ovviamente al corrente dei risultati delle altre squadre, ragion per cui presumo che anche il Caldiero abbiano riferito il risultato del Mestre, che è, diciamo, la concorrente diretta per agguantare i playoff, e quindi lo si percepisce, mi permetto di dire, da come pesa quella palla certe volte, quindi capisco primo anche tempo che si sta leggero, giocando una secondo stagione tempo pesante, sì, diciamo. mentre leggera prima, adesso decisamente più pesante. Poi ovviamente per il Caldiero non è facile oggi, come dico, gestire anche quella che è una pressione psicologica di un certo tipo. La squadra di Soave è sempre arrivata di rimonta, questo è stato un grande segreto, squadra che magari non aveva tra gli obiettivi quello dei playoff, poi arrivare al dunque quando sei lì così vicino all'obiettivo, un po' il fiato corto può anche arrivare. Intanto Zerbato si è rialzato, Ha preso un pestone, credo, nel precedente. dopo il pestone. Sì, un pestone, fa male, perché fa male, però Fa insomma, male, ma lo conosciamo, sì, sarà in campo fino alla fine, come è assolutamente, giusto, non molla mai lui. come è giusto che sia. Jacopo Rossi per Luca Viviani, che mi sembra abbia preso quel ruolo Sì. di play di centrocampo, come giustamente poi suggerivi prima, Sandro, con invece Zanazzi e Cherubin ai lati. Sì, anche perché come era prevedibile. È un giocatore di personalità, un giocatore di esperienza, pesa meno la palla, diciamo, nei piedi di Luca rispetto a quelli dei giovani Cherubin e Zanazzi. Centrocampo con 2 under, però in una partita così importante la dice lunga su quelle che sono le situazioni poi contingenti del momento, con tante assenze. Sì, anche perché Ragazzi comunque se tu guardi l'età media della qualità. panchina non raggiunge 20 anni, sono 19 anni di età media in panchina, quindi è chiaro che scelte tante non ce ne sono, se non quelle di affidarsi dei giovani. Nel bene e nel male i giovani ti possono dare qualcosa in più, il fatto di entusiasmo eccetera, una partita del genere va giocata soprattutto con la testa. Viviani verso Lorenzo Zerbato. Attenzione, pallone ancora gestito da Federico Peli. Si gioca adesso nell'area del Montebelluna, almeno questo è l'auspicio. Federico Peli contro Abdul. Federico Peli che mi sembra in giornata, Sì, però. Intanto Zanatti senza paura. Bonato Bravo, deve bravo, impegnarsi. E questa è la personalità del ragazzino che ha lui sfoggiato è- per tutta la stagione. Non ha paura di nulla Lorenzo Zanazzi, anche qui un ottimo destro, la parata di un ottimo Bonato. Bravissimo, bravissimo Zanazzi, bravissimo Bonato, anche se insomma l'ha vista partire, quindi è un tuffo più per i fotografi, però era attento, preparato e quindi è stato bravo insomma a smanacciare in angolo. Bravo però Lorenzo Zanazzi, con personalità, come si dice in questi casi, entra in campo, tira la palla, non gli scotta tra i piedi, anzi ci prova addirittura a far gol. Bravo davvero. Bravo Zanazzi, adesso un calcio d'angolo per il Caldiero. Va Viviani, palla che passa, occhio a Zerbato, palla dentro, Rossi! Ed è il gol del 3-1. Fatto male però. Si è fatto male però Sì, speriamo il che sia nulla di portiere? grave. No, non è fatto male Rossi proprio, Rossi? penso che abbia preso una rimasto per terra una Jacopo. scarpata da barra involontaria. Barra nel tentativo di calciare la palla ha preso in pieno e infatti vedo che Zerbato se ne va in modo sconsolato. Credo che sia un taglio bello profondo anche. Diciamo Sì, che purtroppo sì. Cambio subito, il vedi, gol chiama il c'è. cambio. E adesso, Gol c'è, sì, quello è importante, dai, diciamo e quello. adesso- Peccato adesso però. in panchina davvero la situazione diventa pesante perché ci sono soltanto giovani. Ci sono soltanto giovani. E adesso anche Cristian Suave avrà il suo bel da fare per capire la situazione. Jacopo Rossi rimane per terra. Gol del 3-1 però intanto per il Caldiero, che a livello di punteggio mette un po' la situazione in tranquillità. Si sta toccando il ginocchio. No, ha ragione, devo dire che ho fatto uno scambio di battute con Sergio Pellissier, che ovviamente la sa ben più lunga del sottoscritto,
Pensavo fosse un taglio, un'arcata, sai, magari Lui ha giocato. si vede, anch'io male però. Jacopo Rossi Ha messo per male, terra, immaginiamo proprio il ginocchio sì, nel ricadere. nel ricadere gli si è dopo il girato gol. e Infatti Zerbato ha chiesto subito il cambio, mister che dice minuto del gol rimaniamo comunque, calmi. Alessio. Il minuto del gol è stato il 19 questo è importante, dai, insomma, del secondo tempo. Un gol che Sto anche però osservando mister Suave che dice aspettiamo un attimo, devo aspettare, Rossi proviamo a credo non ce la capire quello farà, che succederà. credo sia una forte distorsione, speriamo sia una forte Rossi che distorsione. esce. Gol che avvicina di molto Beh, i sì, è playoff fondamentale. per il Caldiero. Adesso bisogna capire quale sarà la mossa di Cristian Suave. Io immagino, nonostante il ragazzo sia in piedi con le proprie gambe, che non abbia molto senso secondo me rischiare in questa ultima speriamo sia, ripeto, mezz'ora. solo prova Però a corricchia, correre, dai, corricchia, forse una forte distorsione, una distorsione, caviglia, sono dei guerrieri, caviglia, sono dei guerrieri questi ragazzi. pare sia la caviglia, pare sia. Ha voglia secondo me di giocarsela fino alla fine, Jacopo. Adesso Però a questo vedremo punto quale sarà la scelta di Cristian si Suave. stanno che spiegando, Zerbato, guarda, i piedi stavano spiegando la dinamica dell'infortunio di Rossi e quello che credo che Jacopo, vediamo se parla con Soave, vediamo, è inutile credo rischiarlo, credo aspetta che c'è un cambio anche nelle file del credo che Montebelluna, vada- se non che sbaglio. vada verso il cambio. Intanto cambio, come detto, nelle fila del Montebelluna. Cambio nelle file del Montebelluna, esce con il numero 17 Franceschini, entra con il numero 32 Cattellani. Jacopo Rossi ha ripreso il suo posto invece. Jacopo Rossi ha ripreso il suo posto. Veramente un eroe. Vuole provarci, anche se sta affrettando il riscaldamento Francesco Braga. Anche se Rossi davvero non a mezzo servizio, ma anche qualcosa di meno in questo momento. Lo vedo parecchio zoppicante, infatti credo che Braga entrerà veramente nel più breve tempo possibile. Poi la curiosità è capire come si disporrà il Caldiero a questo punto, perché di centrali non ce ne sono più. Però verrebbe da quest'ultima dire, mezz'ora conta anche il cuore oltre che i ruoli. assolutamente, però verrebbe da dire Alessio, con tutta una battuta chiaramente, Sixtantibus Rebus, finisse così le cose, cioè con il Caldiero ai playoff giovedì è meglio che ti scaldi, perché la lista degli infortuni è davvero drammaticamente lunga e ad Arzignano, presumo sia l'Arzignano appunto l'avversario, in queste condizioni insomma non ha tante soluzioni. Vediamo che rientrerà Baschirotto. Esattamente, dalla squalifica, e dovrebbe anche rientrare dai, Proc e Filiciotto, quindi, no. Insomma, però gli infortuni sono tanti, ancora Peli ancora. Intanto Federico Peli che prova a portare avanti il pallone, va a calciare la parata di Bonato che si è disteso e Braga è pronto. Adesso dovrebbe uscire Jacopo Rossi, intanto approfittando di questa pausa, perché a breve credo ci sarà il cambio, anzi no, si va avanti. In questo momento mi arriva anche un aggiornamento, ringrazio Giuliano Paolini del sito Pianeta Calcio, dal campionato di eccellenza, perché in questo momento in Serie D ci sarebbe il Villafranca che sta vincendo contro il Vigasio. In questo momento Villafranca quota 15 punti, 14 il San Martino Spemme che sta pareggiando 0-0 col Bassano, e 14 anche il Valgatare. In questo momento in Serie D ci sarebbe il Villafranca, però anche lì è lunghissima, bello davvero, è lunghissima, perché hanno cominciato alle 5 addirittura in eccellenza e quindi ancora molto da giocare. Ecco il cambio invece per quanto riguarda il Caldiero. Il Caldiero esce con il numero 2 Bernardinello, entra con il numero 16 Laperni. Braga, chiedo scusa, ho sbagliato. Correzione, entra con il numero 15 Braga. Allora, la notizia intanto è che Jacopo Rossi rimane in campo e questo un po' ci stupisce, e la seconda è che il cambio ha coinvolto invece Bernardinello, quindi Jacopo Rossi che vuole giocare fino alla fine. Sia un cambio, insomma, sembra una cosa un po' zoppica vistosamente, insomma, mi sembra un po' una scelta così. Capisco l'attaccamento alla maglia, la voglia di giocare, di non mollare mai, però diciamo insomma, che sul 3-1 magari si potrebbe anche gestire diversamente l'energia, in vista anche di mercoledì, perché fra 3 giorni poi, nemmeno fra tantissimo, il Caldiero a questo punto ritornerà in campo. Vediamo anche in questo caso, lascia scorrere il pallone, non ha secondo me la mobilità giusta in questo momento per
per poi proseguire. Dice va tutto bene ragazzi, però lo vedo un po' in difficoltà invece Jacopo Rossi. Io credo che magari si potrebbe anche intervenire per preservare il giocatore. Guarda, pensavo che fosse già una predisposizione il cambio di Bernardinello, passare Carobin appunto laterale destro, poi avrei pensato un doppio cambio con Baldani magari a fare, guarda che Baldani potrebbe addirittura fare il giocare in mezzo, centrale, esatto, con Braga a sinistra. È la soluzione insomma più logica, infatti credo che no, c'è un cambio ancora invece. Entra il numero 14 Samuel Rigo, quindi entra un altro giovane, siamo contati, Juniores, classe 2001. Juniores che quest'anno è stata molto sfortunata perché l'Under 19 non ha giocato il proprio campionato a causa della pandemia. Sarebbe stata una vetrina importante per questi ragazzi, Juniores nazionale, quindi anche motivo di crescita, una vetrina di prestigio. Intanto Viviani va al traversone, va zerbato di testa che la sfiora appena, palla che si perde sul fondo, e dovremmo essere pronti ad un altro cambio. Cambio nelle file del Caldiero, esce con il numero 5 Rossi, entra con il numero 14 Rigo. Esce Jacopo Rossi, magari cambio ritardato anche di qualche minuto. Ci ha provato Jacopo Rossi, ma forse è meglio così, è importante averlo. Jacopo Rossi al primo turno dei playoff dentro Rigo, che è il debutto assoluto se non vado errato, e quindi coppia davvero inedita Rigo Andreis per questi ultimi 25 minuti. Cambio che è avvenuto al minuto 27. Cambio che è avvenuto al minuto 27 del secondo tempo. Intanto mi suggeriscono di una difesa 3, Sandro, per il Caldiero, con Rigo, con Braga e Andreis. Che è nelle corde comunque di Mister Soave. Lui ama giocare con la difesa 3. Anche perché hai due esterni come Braga e Baldani, Carobin, e ovviamente Carobin ai lati, Rigo, Braga, esatto. E Andreis. È una difesa un po' diciamo nello schieramento è quella che preferisce Soave. Negli interpreti è sicuramente assolutamente nuova. Adesso i prossimi giorni saranno determinanti per capire come si arriverà all'impegno con l'Arzignano Valchiampo. Come detto, qualche recupero ci sarà, fondamentale secondo me quello di Baschirotto in difesa, e poi cercheremo di capire ovviamente. Feliciotto purtroppo Burato non ci sarà, presumo, perché la frattura ovviamente Burato non ci sarà, Feliciotto ci sarà, Proc ci sarà. Soprattutto in difesa bisognerà capire come sarà la situazione. Ovviamente anche per Rossi saranno importanti le prossime ore. Sarebbe importante ripartire magari dalla coppia Rossi-Baschirotto, però chissà. Intanto entra il numero, esce il numero 9 del Montebelluna. Altro cambio. Esce con il numero 9 Gioni, entra con il numero 27 Paladini. E quindi dentro il numero 27 Paladin, fuori Gioni che ha lottato finché ha potuto. Cambia ancora la situazione in eccellenza Sandro, perché hanno segnato sia Valgatara che San Martino. In questo momento spareggio San Martino-Valgatara per la promossa in Serie D. È davvero anche lì una situazione clamorosa in eccellenza. Intanto qui c'è stato un giallo. Sono un po' sciovinista, quello che conta è che venga su una veronese, dai, insomma, venga su una forza di casa nostra, quello è il più importante. Ammonito adesso, hai visto? Andreis per un fallo al limite dell'area di rigore. Ci sarà una punizione molto, molto importante per il Montebelluna. Prendano un inghiaccio, sì, perché non è finita poi anche il problema Jacopo Rossi. Adesso squadra ovviamente difesa 3, squadra che non ha mai giocato con questi interpreti, quindi anche un po' da scoprire l'identità di questo Caldiero che arriva davvero in emergenza al triplice fischio di questa partita. Caldiero 3, Cattelan. Montebelluna 1, dovrebbe battere proprio il Cattelan. Ne è entrato Cattelan. Marchioni che parla con la barriera. Cattelan è pronto, c'è anche Zucchini lì vicino.
Vediamo chi va tra i due, dovrebbe andare Cattelan, palla che passa, ma se passa così va molto bene. Io d'applausi per quanto riguarda, fischiavano sempre, no, quando tiravano così gli avversari, io invece gli applaudirei, fai sempre così che è meglio di così, insomma veramente ha fatto meta, calciato veramente male col corpo all'indietro, inguardabile la conclusione. Spesso e volentieri bisognerebbe spegnere qualche volta la televisione, pensare a prendere quella maledetta porta, perché il portiere può anche sbagliare, quindi invece calciando così di sicuro il gol non lo fai mai. Tebaldi, siamo alla mezz'ora intanto, Sandro, ti avviso anche di questo, siamo alla mezz'ora di gioco. C'è una vita da giocare. C'è una vita, un quarto d'ora, però qui il 45 lo vediamo all'orizzonte, un quarto d'ora, alla fine più recupero. Viviani che recupera il pallone. Ci sono anche dei giocatori come Zerbato e Viviani in campo in questo momento che sono partiti dall'eccellenza con questa squadra, ed è anche bello sottolinearlo. C'è un ragazzo del settore giovanile come Rigo a giocarsi questi ultimi minuti, sono anche segnali importanti c'è di una società che ha saputo lavorare bene. Tante storie da raccontare all'interno di questo sogno per adesso che si sta concretizzando, con ancora, ripeto, tanto da giocare, quindi bisogna prestare solo attenzione al campo, però le storie sono davvero tante, sono davvero tutte molto belle. Attenzione a Fasan che rimane il più pericoloso, infatti recupera il pallone, si va al cross dentro, Baldani prima di Tomasi, Cherubin che aggancia alla belle meglio un po' questo pallone, ma alla fine lo manda via ed è quello che conta. A gamba Cherubin, a gamba, per fare quel ruolo lì a gamba. Zucchini arpiona la palla all'indietro da Bonato, il Montebelluna che comunque fino alla fine lotta. In questo momento lo sappiamo, sarebbe play out Montebelluna Virtus Bolzano, lo scenario più crudele per i trevigiani, ma così è ovviamente il calcio all'ultima giornata. Manarin si gira e prova a ripartire, l'ennesimo scatto, stavolta Tomasi lo ferma, credo sia la prima volta della partita. Bravissimo Andres nella lettura. Peli che va a palla al piede, Peli che apre il gioco per Zanazzi, senza paura Zanazzi, in area di rigore, va il tiro, palla alta. Peccato di Zanazzi. Peli per un attimo ha avuto anche la traiettoria per Zerbato, per un attimo. Ma poi forse ha scelto una soluzione corretta, più facile, nel senso che la palla di Zerbato aveva un coefficiente di difficoltà più alto. Spesso e volentieri lui fa queste cose, fa le scelte solo quel coefficiente di difficoltà più alto. Questa volta l'ha fatto bene a mio modo di vedere. Il tiro da parte del numero 32 Cattelan che si spegne tra i piedi di Tebaldi. Minuto 33 del secondo tempo, il caldo, l'emozione, anche un traguardo ormai alla portata, perché il Caldiero è vicinissimo, lo ripetiamo, ai playoff, i primi playoff della storia del Caldiero in Serie D. Punteggio di 3-1 per la squadra termale, Caldiero 3, Montebelluna 1, un pomeriggio che fino a qui di elementi ne ha avuti tanti. Io non ti invidio, Sandro, ma dovrei anche condensare i significati di questa partita in un articolo. Faremo domani del nostro meglio, Alessio. sul quotidiano L'Arena. Tante storie, la più importante è quella che porterà a questo punto, speriamo davvero, il Caldiero ai playoff per la prima volta, come detto, nella storia di questa società. Intanto Zucchini che riparte da dietro, anche un bel anticipo di Rigo, insomma, presente il ragazzo, il giovane, anche lui molto sul pezzo, bene, molto bene. Poi immaginiamo anche l'emozione di Rigo, giocare questa partita soprattutto, che vale una stagione intera per i compagni di squadra e per la sua società. Intanto il pallone gestito dal Montebelluna, Fabian fino alla fine a spingere il capitano trevigiano, si va da Cattelan, falla fuori, respinta, Fasan apre il gioco, dovrebbe esserci però l'offside ed è fuori gioco, segnalato anche dall'assistente. E comunque mi permetto di segnalarti la forza di questa squadra che riesce a, da 10 minuti alla fine, anche se con tutte le difficoltà del caso, a tenere così alta la difesa e a costringere, insomma, il Montebelluna ad andare in offside. Questa è anche un segnale di una squadra che non ha paura, che sa reggere con testa fino alla fine la partita. Vi rivediamo i punteggi, intanto ci sono anche gare con tante sorprese, ad esempio Ambrosiana 3, Arzignano Valchiampo 3. L'Arzignano ha fatto 3 gol, adesso nel
nel finale di partita, poi il Trento che sta vincendo a Chions 4-2, c'è anche un 5-0 manita del Delta Portotolle contro l'Este, il Mestre sta vincendo 4-1 ad Adria, 3-1 del Caldiero, Virtus Bolzano Union Sedico sempre 1-0 per i bolzanini, tra Campodarsego e Feltre è 1-1 invece al Gabbiano di Campodarsego, quindi situazione che sembra abbastanza cristallizzata però al momento, ma sappiamo che in un quarto d'ora può davvero accadere di tutto. Va al tiro intanto il numero 8 Zago, prende il pallone Tebaldi, Abdul Barra, ma credo che si sia fatto male da solo, mi è parso, non ho visto il contrasto e quindi ci sarà, non ho visto, è cadendo presumo, mi sembra si tocchi la spalla, si tocca la spalla, vedi, presumo che cadendo abbia messo male la spalla, spiace per il ragazzo, dovrebbe uscire subito, credo, infatti, entra il 19 Lukanovic. Cambio stesso. Cambio delle file del Montebelluna, uscito col numero 7 Barra, entrato col numero 19 Lukanovic. Quindi fuori Abdul Barra, dentro Lukanovic al minuto 36 del secondo tempo. Intanto l'apertura che è una bellezza verso Peli in area, è solo il 17 Zanazzi che mette il timbro. Caldiero 4, Montebelluna 1 e al 37esimo possiamo sbilanciarci per davvero. Il Caldiero è ai playoff, il Caldiero sta per realizzare il proprio capolavoro, stagione davvero incredibile per la squadra del presidente Filippo Berti. Zanazzi, siamo partiti da Zanazzi nella gara d'esordio con l'Arzignano e quindi un'altra storia da raccontare di questo campionato dall'inizio alla fine. Il timbro di Zanazzi per il 4-1 del Caldiero. Caldiero 4, Montebelluna 1. Caldiero ai playoff mercoledì ad Arzignano, quindi ci sarà da divertirsi, perché quello è un grande divertimento, questa partita che il Caldiero ha conquistato meritatamente con un campionato strepitoso. Permettimi di sottolinearti ancora una volta quel luogo comune, lo diceva Pep Guardiola, che non è sua, è fuori del suo sacco, però ha ripreso quella bellissima frase che quello che conta non è sicuramente la destinazione ma il viaggio del Caldiero è stato meraviglioso sin dall'avvio. 1-0 l'Arzignano che doveva insomma essere una delle grandi protagoniste, e lo è stata poi del campionato, la squadra vicentina, con Zanazzi proprio che realizzò il gol che permise al Caldiero di conquistare 3 punti sperati, l'avvio meraviglioso con 3 vittorie consecutive e poi anche tanta sofferenza, tanti momenti difficili, però alla fine un gruppo davvero con una qualità morale straordinaria. Sottolineo questo, i valori morali di questa squadra sono ragazzi bravi, questi sono proprio bravi ragazzi e meritano tutto questo. Intanto Baldani mette il pallone dentro, fuori si è alzata una bandierina fuori gioco di Baldani. Anche sottolineare le avversarie che sono dietro, secondo me: Mestre, Delta Portotolle, Luparense, Charlie Smuzzane, Belluno, Union Sedi, Quadriese, squadre che erano anche magari poi state attrezzate anche per giocare nei quartieri alti della classifica. C'è un altro cambio, Sandro. Cambio delle file del Caldiero, esce con il numero 7 Zerbato, entra con il numero 20 Camponi. L'applauso meritato per Lorenzo Zerbato al minuto 39 e c'è anche un cambio per il Montebelluna. Il Montebelluna esce con il numero 21 Tomasi ed entra con il numero 5 D'Arrigo. Adesso ovviamente Montebelluna che con la testa è già al play out se la situazione non dovesse mutare tra Virtus Bolzano ed Union Sedico, e quindi come detto Virtus Bolzano contro Montebelluna. Caldiero che mercoledì sarà invece di scena ad Arzignano, primo turno playoff Arzignano-Caldiero. Questa è la combinazione. Attenzione al Montebelluna con questo cross, Braga che libera, tenta il numero 20
Spagnol, l'apertura per il neoentrato D'Arrigo, dietro da Capitan Fabian. Fabian, palla al piede, prova ad incunearsi, poi gira il pallone, si va dal numero 10 Fasan, che forse ha perso un po' dell'ispirazione del primo tempo. Questo pallone gira male, gira sul fondo, siamo a 5 minuti dalla fine della partita e c'è un ulteriore cambio per il Caldiero. Cambio nelle file del Caldiero, esce col numero 10 Manarin, entra col numero 16 Laperni. Qui ci uniamo anche noi all'applauso per Luca Manarin, 40° minuto, entra Laperni, entra un altro prodotto del vivaio, Pietro Laperni, che però qualche presenza in categoria ce l'ha già da un paio di stagioni, ragazzo comunque su cui puntare anche per il futuro, classe 2001, Pietro Laperni, e fuori Luca Manarin. Arrivano gli applausi anche dei compagni di squadra fuori. Ribadiamo, l'oggi metà Caldiero è fuori, quindi anche la portata di questa vittoria per 4-1 così bella la dice lunga sullo spirito che si è creato, al di là di come andrà ad Arzignano, perché è un premio per il Caldiero giocare ad Arzignano. Tanto Fabian, palla al piede da D'Arrigo, si ritorna indietro dal numero 11, palla che non passa verso Federico Peli, si può chiudere in bellezza, Peli a tutta velocità, prova ad aprire per Rigo, che si è buttato in avanti, aveva voglia di un attimo di gloria anche lui. Federico Peli adesso però ritorna, lo richiamano. Palla verso Zanazzi, all'indietro da Cherubin, che a livello di corsa oggi ha messo tutto. Cherubin, palla che passa, tenta il cross Cherubin, palla che rimane lì, occhio a Cherubin, ancora il muro del Montebelluna a negare una gioia Cherubin. Siamo negli ultimi 5 minuti di questa partita, Caldiero 4, Montebelluna 1. Sta per essere ufficiale, il Caldiero è ai playoff nel campionato di Serie D per la prima volta nella propria storia. Mercoledì sfida ad Arzignano, Arzignano-Caldiero. Questo è il primo turno playoff, Caldiero ad un passo, un obiettivo incredibile. Intanto Zanazzi tenta il tiro, posizione defilata, la palla che si perde. Stiamo ovviamente anche noi contando i minuti, siamo al 42, partita che si è anche un po' placata vista la girandola di cambi. Montebelluna che ha capito che non c'è nulla da fare e quindi Montebelluna al play-out con la Virtus Bolzano, Caldiero ai play-off. Questo l'esito di questo pomeriggio, l'esito che ovviamente tutta la società sognava, perché ovviamente i play-off sono una vetrina importante, sono anche un obiettivo che ti mette sulla carta geografica di questa categoria. Il Caldiero poi potrà dire di averli giocati, i playoff del campionato di Serie D. Permettimi, Sandro, di ringraziare ovviamente chi ci ha accompagnato in queste dirette, Avelia con Pablo Tarocco, poi le immagini anche del nostro insostituibile Carlo Pasini, che ci ha accompagnato per tutta la stagione. Bravissimo e sempre presente. Giustamente, altrimenti le immagini non sarebbero state messe in onda. E soprattutto però ringraziamo la società del Caldiero, il presidente Filippo Berti in primis, anche chi ha costruito questa squadra, non lo nominiamo mai ma merita secondo me oggi di essere nominato, Fabio Brutti che insomma, ha vinto tutte le sue scommesse. È l'artefice, tra i principali artefici, permetto di dire. Ovviamente sì, tutti vanno accomiatati, tutti vanno insomma ringraziati per quello che hanno fatto, tutti hanno uguale valore, però c'è chi insomma lavora nell'ombra. Fabio è un ragazzo che di calcio ne capisce veramente tanto. Laperni, bravo per Braga, adesso c'è un fallo, ovviamente anche il merito allo staff tecnico, a Mister Soave e ovviamente a tutto lo staff che lo accompagna, Silvano Bendinelli, Fabio Gaspari, anche loro alla base di questa stagione, di questo gruppo che si è creato strada facendo
e che ha saputo amalgamarsi ovviamente nel migliore dei modi. E poi posso dirlo io, visto che non ho ruoli importanti, Alessio, sono quello di narrare. Voleva salutare, credo, Cristian Soave con una partita importante, con questa avventura. Tamponi, mamma Tamponi mia. ha provato da dentro l'area, pallare. Questa avventura, no, meravigliosa con il Caldiero. Dinamiche di calcio, io le chiamo, si dividono un po' le due strade, quelle del Caldiero e quelle di Mister Soave. Credo che se dovesse mai ritornare su questo campo d'avversario, in questa struttura d'avversario, sarà applaudito e ricordato, perché insomma ha lasciato lascia un ricordo importante, quindi insomma ci sono anche 4 anni densi di risultati. Primo anno dalla metà classifica fino ai playoff, il secondo anno la finale di Coppa Italia dilettanti e poi 2 anni di Serie D. Esattamente, quella finale di Serie D addirittura a Firenze a Coversano contro il Casarano, insomma qualcosa di meraviglioso, quindi finisce una storia molto bella. Sono convinto che ne inizierà un'altra altrettanto bella, e quindi la vita è fatta così, no? È fatta di soddisfazioni, di storie che si aprono e che si chiudono, e quindi non è ancora finita, perché ripeto, mercoledì questo ci risultato sarà permette un primo turno playoff, di giocare una partita bellissima con il sorriso sulle labbra, con una gioia indescrivibile che questi ragazzi si sono ampiamente meritati. Un gruppo, anche questo, avendo insomma vissuto l'annata con loro, mi permetto di dire, sono ragazzi che hanno dei valori anche al di là di quello che è l'aspetto tecnico e tattico, al di là di quello che è il campo. Sono ragazzi bravi, ragazzi che si sono sempre impegnati sino alla fine, e questo vuol dire tanto, insomma. Le qualità morali accompagnano spesso anche quelle tecniche. Tanto D'Arrigo, semirovesciata, adesso la partita non ha più contenuto, qualche tentativo di giocata, Peli che comunque va a dare fastidio fino alla fine perché fa parte del suo carattere. Non molla mai, questo. D'Arrigo si va a cercare dall'altra parte il cambio di gioco per Fasan, che però rimane sulle gambe. Ci saranno 5 minuti di recupero, siamo già entrati nel recupero, si gioca ancora. 5 sono un po' troppi forse, vabbè. Però in effetti è stato un incidente a Rossi, in effetti. Montebelluna 1, questo è il punteggio con il Mario Berti pronto ad esultare, perché ci siamo. Intanto ennesima apertura verso Baldani, vediamo se prova a calciare. No, niente, ci ha provato, tiro cross, qualcosa a metà. È arrivato stanchissimo, comunque tanta corsa, tanta determinazione, anche lui protagonista fino alla fine. Anche perché in questa stagione è stato anche a lungo ai box. Nicolò Baldani ha avuto un infortunio serio, poi si è ripreso invece nella seconda parte del campionato. Adesso Bonato per questo rinvio. Ovviamente i giocatori vorrebbero, secondo me, la fine a questo punto della partita, quando non c'è più nulla da spartire ormai sul terreno di gioco, quando il risultato è ampiamente acquisito, con il Caldiero ai playoff e Montebelluna invece con la Virtus Bolzano, perché non è cambiato il risultato di Bolzano Sedico, e quindi al momento, anche se manca ancora spiccioli di partita e di campionato, Virtus Bolzano Montebelluna play-out per la permanenza in categoria. Mi creo dei nemici, io ovviamente anche qui per amor di patria, tra virgolette, spero possano essere i ragazzi della Marca, insomma, a salvarsi. Sono una squadra veneta, e quindi più che altro, insomma, è una squadra che poi ha anche una tradizione, no, importante nel settore giovanile. Sai, non tanti sempre, giovani anche visti oggi. Non sempre con i giovani le cose possono, per tanti anni gli è riuscita bene, quest'anno evidentemente le cose non sono andate nel verso giusto, però ecco, auguriamo il Montebelluna davvero di poter giocare da protagonista la gara di spareggio con la Virtus Bolzano, non che abbia niente nei confronti della formazione bolzanina, ma insomma è una squadra della mia regione, il Montebelluna, una squadra che ha una tradizione importante a livello calcistico, lo ricordiamo, insomma, da questa formazione sono passati fior di giocatori veneti che poi sono approdati nella massima serie, insomma Aldo Serena fra tutti, e quindi auguro il Montebelluna personalmente di salvarsi. Poi insomma sarà il campo. Non capisco sinceramente perché Marchioni non vada a fischiare la fine di questa partita, con ormai più nessuno che pressa.
non c'è la voglia più di tanto, solo Tamponi, solo davanti a Bonato, vediamo Tamponi se ci prova ed è il gol pocherissimo del Caldiero. Caldiero 5, Montebelluna 1 ed è finale alle ore 17:59, diciamo 18, arrotondiamo, il Caldiero è ufficialmente ai playoff. Prima volta nella storia del Caldiero. Il Caldiero raggiunge i playoff mercoledì, il primo turno, come detto, con l'Arzignano Valchiampo. Adesso chiedo di portarmi il presidente. Fate venire il presidente, dovremmo riuscire ad intervistarlo. Io, Sandro, ti lascio per un attimo. Vai tranquillo, lascio volentieri il microfono a Filippo. L'incombenza. Filippo, vieni qua. È giusto anche che arrivi un po' il tuo messaggio per questa partita. Filippo Berti, Caldiero Terme ai playoff, prima volta nella storia nei playoff di Serie D, meglio di così. Sì, penso che non potevamo chiedere di più, una stagione stratosferica, penso che potevamo anche scommetterci, ma non dovevamo questo risultato all'inizio del campionato. Siamo partiti naturalmente essendo novelli di questa categoria, perché l'anno scorso, ricordiamoci, avendo bloccato e congelato le classifiche a febbraio, naturalmente non si poteva chiedere di più in una salvezza che comunque era meritata anche l'anno scorso. Quest'anno siamo partiti con tutti i pronostici del caso, pensavamo di far bene, ma oggi abbiamo fatto più che bene, insomma, ecco. Onore anche a Soave, onore a Bendinelli, Gaspari, insomma, credo che in questi anni hanno fatto tanto, hanno dato tanto, hanno anche ricevuto, ma sicuramente hanno dato un simbolo di gioco a questa squadra che anche oggi ha dimostrato nella difficoltà che hanno un cuore. Possiamo anche dirlo, è un po' il segreto, un po' di Pulcinella, che al termine di questa stagione si separeranno le strade tra Soave e il Caldiero. Scelte personali, Soave che saluta un po' commosso. E ovviamente il Caldiero mercoledì adesso giocherà la partita più importante della sua storia, perché fino ai playoff di Serie D non si è mai spinto. Filippo, vuoi dire qualcosa su invece i ragazzi poi che ti hanno portato fino a qui? Sei emozionato sì. Ragazzi fantastici, insomma, non possiamo dire niente, ma ci godiamo allora questo. Ci godiamo così mi passa un po' l'emozione. Complimenti a questi ragazzi. Filippo, tema libero, ti lascio dire quello che vuoi su queste immagini. È difficile trovare parole in questo momento, è chiaro che in 3 anni abbiamo raggiunto dei risultati incredibili. Mi sento il dovere di dire una cosa, c'è comunque, è vero, la società, lo staff tecnico, i giocatori, ripeto, i giocatori uomini veri, oltre che giocatori, perché hanno dimostrato che ci tengono a questa società e oltretutto con i rinnovi di questa settimana lo dimostreranno ancora di più. Non nascondo che erano bersagliati da altre squadre, ma hanno preferito rimanere a Caldiero. Forse abbiamo dato qualcosa, ma posso dire che abbiamo anche ricevuto tanto da questi ragazzi. Filippo, io ti lascio andare dai tuoi ragazzi perché te lo meriti, anche tu in primis, andare da loro a prenderti l'abbraccio che ti meriti. Grazie a tutti. Finiamo qui la diretta di Caldiero Terme Montebelluna. 5-1, è finita 5-1, il Caldiero è ai playoff. Grazie per aver seguito la nostra diretta da Alessio Faccincani. Buona serata a tutti. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. È quel qualcosa di più che fa la differenza. Quel di più che rende eccezionali gli eventi